Spesa media di 200 euro si sceglie, come sempre, abbigliamento e scarpe. È stato un avvio positivo quello dei saldi estivi 2026. Il primo fine settimana di svendite ha registrato un aumento delle spese rispetto a quello dello scorso anno di circa il 2%, un inizio più che buono per le associazioni di categoria. Un dato iniziale positivo con un più 2%, con una particolarità: diminuiscono il numero di capi e aumenta la merce più costosa, quindi per noi è un dato positivo, è un buon inizio. Saldi che potrebbero avere percentuali di vendita più alte, ma in queste settimane molti hanno già fatto acquisti con il fenomeno dei presaldi, una tendenza che coinvolge sempre di più negozi che devono contrastare la concorrenza del commercio online. Il problema dei presaldi è un problema che fa un po' perdere quell'effetto wow dei saldi. È un'azione che sarebbe vietata da normativa regionale, però l'online è libero, il Friuli Venezia è libero, quindi è anche difficile accanirsi su commercianti che magari hanno necessità di generare liquidità e hanno bisogno di iniziare prima certe promozioni.